auf Florian, kommt zu spät, Beckenbauer. Maradona. Good to see him coming and keep it. Und Pele. Abgeglichen Kroos, von Seite gespielt zu Johan Cruyff. Now Cristiano Ronaldo is onside. Ronaldo has one, puts the ball in. It's Lionel Messi. Here he is again. Here he is again. That's astonishing. It's absolutely world class. Siamo pronti con la nuova puntata di Football Beside, l'altro lato del calcio. E la puntata si apre con questa anteprima perché conosciamo colei che ci presenta il primo ospite della puntata odierna. Abbiamo qui con noi Laura. Ciao Laura, ben trovata. Buonasera Ettore. Attenzione perché io conosco bene la figura del personaggio che tra poco andremo a conoscere nella nostra nuova trasmissione Football Beside. È una persona silenziosa, riesce a carpire il bene ed il male. Sei d'accordo, Laura? Allora, questa persona è una persona molto razionale e quindi non guarda ma osserva, per cui osservando riesce a percepire le sottigliezze di tutto, anche delle persone che nella gli sono vita accanto. odierna frenetica non è facile perché siamo portati a essere molto più veloci nel giudizio e quindi quando troviamo una persona riflessiva siamo contenti. Sì, è la cosa che mi ha colpito di più quando ci siamo conosciuti, perché lui riesce a essere sempre schietto e razionale, come dicevo poc'anzi. Qual è la cosa che ha fatto per te che non ti aspettavi, anche quando magari non eravate ancora sposati? Allora, quello che non mi aspettavo è il suo sorriso, sempre gioviale, perché chi lo conosce dall'esterno immagina che questa persona sia troppo seria, in realtà è invece È tutt'altro. goliardico. Sì, è pronto E nella non è doppia battuta. personalità. No, è pronto nella battuta, quindi facilmente ha un'ironia molto sottile e bisogna entrare nel meccanismo della sua ironia perché a volte è stata fraintesa. Hai impiegato troppo tempo per capirlo quando eravate ancora No. fidanzati? No. Hai subito Ci individuato? siamo aperti subito entrambi, senza nessuna falsità. Laura, sono contento che hai dato un quadro completo al nostro ospite, ti ringrazio tantissimo e allora a questo punto noi subito dopo la sigla conosceremo il primo ospite della puntata odierna di Football Beside. Laura è stata molto chiara, diretta, in poche parole abbiamo capito che persona avremo adesso in apertura della nuova puntata di Football Beside.
ve la presento subito. Ignazio Orefice. Ciao Ignazio, ben trovato. Ben trovato, grazie. Beh, tua moglie è stata molto chiara, diretta, ti conosce troppo bene, direi, no? Da un bel po' di anni, penso. Da quanto tempo siete sposati? Noi siamo sposati dal 94, E quindi, insomma, ma parecchi ci anni. siamo Quanti conosciuti figli? 5 anni prima e due femmine. 2 femminucce, bene. Allora Ignazio, apriamo la nostra puntata di Football B-Side subito dicendoti che abbiamo 2 oggetti importanti per la nostra trasmissione, che sono un telefono ed un mappamondo. Un telefono che, come dico sempre, è molto datato, ma è volutamente datato perché il telefono che si identifica con quell'epoca era un telefono più vero. Adesso lo smartphone fa troppe cose e non sembra più neanche un telefono. Eh sì, questo sì, perché il telefono con la cornetta, col filo ci porta A tanti ricordi. a tanti ricordi, alla nostra gioventù. È vero. E poi c'è soprattutto il mappamondo che è fonte sicuramente di tantissime emozioni, viaggi, gioie, amarezze, ma di queste 2 cose ne parleremo abbondantemente nella parte finale della nostra chiacchierata, perché questa chiacchierata, lo ricordo per chi chiaramente segue la nostra trasmissione, è una chiacchierata con personaggi legati al mondo dello sport, in modo particolare al mondo del calcio, però in una maniera diversa. Cerchiamo di scoprire attraverso le nostre chiacchiere l'altro lato di questi personaggi abbastanza noti nel mondo del calcio siciliano. Ignazio lo conosco da tanto tempo e quindi le domande che ho preparato sono decisamente legate molto alla tua personalità, che mi permetto di conoscere. Dico bene? Dici bene, sì, perché siamo stati insieme qualche Insieme anno per fa. molto tempo. Allora, prima domanda. Gli anni '80, quelli dell'edonismo reganiano, hanno fatto bene secondo te i ragazzi degli anni 2000? Non saprei, io credo che i nostri millennium, come sono chiamati, sono cresciuti con altri principi, altri concetti. E tu che insomma hai vissuto anche dal punto di vista professionale il contatto con tantissimi ragazzi, hai una concezione ben chiara, quindi la tua risposta deve essere sicuramente veritiera. Loro sono, io li chiamo i ragazzi dell'era digitale, e quindi quei principi degli anni '80 non sono, secondo me, applicabili a questi ragazzi che sono nati negli anni 2000. Sono nati con altri concetti, vivono un'altra società completamente Ma i genitori che invece diversa. hanno vissuto gli anni '80, forse allora hanno sbagliato negli insegnamenti? Ma no, non credo che sia un problema di insegnamenti, perché all'interno della famiglia uno cerca, poi al di là di quelli che sono quei concetti che hai detto tu, noi siamo cresciuti in delle famiglie dove c'era molto vivo, molto forte, intanto il sentimento religioso, il senso della famiglia, il senso di appartenenza alla famiglia, e questi valori che secondo me sono positivi. Anche noi genitori abbiamo cercato, spero nel mio piccolo, di averli insegnati e trasmessi riuscito. ai miei figli. È chiaro che poi sono influenzati dalla società che vivono, la società contemporanea. Che li travolge anche. Spero di no. Spero di no, che non si facciano travolgere, ma che pensino con la loro testa, questo sì. E questa cosa sicuramente è quella che più, insomma, un po' tutti noi ci auguriamo, che riescono a pensare con la propria testa e non attraverso un computer che risponde solo ed unicamente a delle domande. Ma già il computer è solo il mezzo, prestabilite. attraverso le idee che vengono trasmesse da media, da social, da influenze, insomma, da figure che negli E anni chi più ne ha 80 più ne che negli metta. anni 80 chiaramente non c'erano, non esistevano proprio, quindi neanche nella nostra fantasia. assolutamente. Le avversità della vita sono state per te una linfa di energia? Sì, sicuramente sì. Perché tutti abbiamo avuto delle avversità, chi più chi meno. Un po' tutti quanti, è normale, infatti. no? In famiglia, personali, ma è chiaro che uno, per come la vivo io, non mi faccio abbattere, anche se magari al momento la sento
la percepisco, però poi in questo caso reagisco. forse la famiglia incide anche La famiglia notevolmente, è no? chiaro I che figli. assolutamente sì, se la famiglia è solida ti aiuta tanto a superare momenti di difficoltà che ci sono in tutte le famiglie, ci sono in tutti i momenti della propria vita, e da ragazzi si reagisce in un'altra maniera, da adulti si reagisce in un'altra, e la famiglia in questo senso è chiaro che è un... Ma quando queste avversità coinvolgono soprattutto i figli, quanta energia ci vuole per indirizzarli poi, nel tuo caso, verso il giusto insegnamento? Noi cerchiamo di dare il sostegno di cui hanno bisogno, in Anche tutti se i poi sensi. debbono sbagliare loro. Devono sbagliare loro, anche perché non puoi avere la pretesa di guidarli in una strada che poi sarà la loro per tutta la vita, e quindi è chiaro che loro dovranno pur sbagliare come abbiamo sbagliato noi, capire dove hanno sbagliato, cercare di reagire. Ma ti è capitato adesso di recente con le tue 2 figlie di far notare a loro uno sbaglio che probabilmente non andava fatto e che loro lo hanno recepito solamente come un semplice richiamo? Ma sempre capita, Ettore, fino a stamattina abbiamo avuto uno scambio di idee con quella grande, no? Quindi è normale, sono un po' che il sale sia- anche della vita, è dai. normale, anche se è lontana perché studia a Torino, la sentiamo sempre, in videochiamata sempre, utilizziamo Altro mezzi che ci- telefono, altro che telefono anni Ci 50. serve per essere vicino, Certo. no? E gli scambi di idee ci sono sempre. Lei ha 25 anni, è grande, insomma si sta affacciando alla vita, spero che si affacci alla vita professionale il prima possibile, col tempo che avrà necessario. Certo. Noi possiamo solo dargli il nostro apporto, il nostro supporto, e cercare di far capire il nostro punto di vista, però è chiaro che poi la scelta spetta a loro. Certo, assolutamente. certo. La libertà non esiste per molti, forse esiste solo l'idea di una libertà soggettiva, secondo te? Io preferisco ricordare la frase di un mio ex professore di italiano, Che diceva? che la libertà non è fare tutto quello che si vuole, ma tutto quello che si può fare. Cioè, Questo- mettere Dei paletti. dei È paletti, chiaro. non dico degli Non- ostacoli, dei la paletti. la libertà che ti consente di fare tutto quello che vuoi si chiama libertinaggio, Sì. ed è un altro concetto. La libertà è fare quello che si può fare all'interno delle regole. E le regole vengono costruite da una persona che deve essere anche mentalmente libera. Questo Oppure sì. le regole le deve dettare una persona estranea poi alla fine. No, allora ognuno di noi io credo che abbia chiaro la percezione di quello che si può fare e quello che non si può fare. Chiaro, questo è Se vero. poi noi vogliamo nasconderci, allora dire ma secondo me, non c'è un secondo me, c'è una coscienza che ognuno di noi ha, e in fondo sappiamo bene quello che si può fare e quello che non si può fare. Questa è la mia idea. Il resto è quasi un prenderci in giro, ecco. Non essere veri. No, assolutamente. Il rispetto delle cose e delle persone, nella scala dei tuoi valori morali, in che posizione si collocano? Il rispetto delle persone è al primo posto, sicuramente, è fondamentale. Cioè, se non c'è rispetto, Se non c'è rispetto non c'è un non rapporto. c'è nulla. Non c'è un rapporto. Allora, inizialmente cerco di capire che cosa posso aver sbagliato io nei loro confronti. Perché è Le normale. ammissioni di colpa, Assolutamente. insomma, nobilitano. Assolutamente, non è nessuna vergogna chiedere scusa, anzi io credo che sia una forza, saper chiedere scusa quando si riconosce di avere sbagliato. Cerco di capire se è probabile che se io ho sbagliato oppure no. È chiaro che cerco il confronto per cercare di capire, poi alla fine sai, ognuno sceglie la strada che vuole seguire, quindi In quel caso il destino con ti il porta. rispetto assoluto, ognuno può avere idee diverse che vanno sicuramente rispettate. Chiaro, chiaro. Assolutamente Anche se però, rispettate. insomma, bisogna sempre dare una certa regola. All'interno sempre di quelle regole Eh. che ho detto io, ognuno poi è chiaro che vive secondo il proprio modo, e non si può avere Obbligare le persone No, a cambiare. ma non si può avere la pretesa di essere amico di tutti
o di avere comunque la verità assoluta, il Vangelo in mano. Anzi, ci mancherebbe Ci proprio. mancherebbe. Allora, ritornando a questo telefono datato, carissimo Ignazio, io devo farti subito una domanda molto chiara. Hai mai ricevuto quella telefonata che da tanto tempo, insomma, aspettavi? Sì, positiva sì. Ah, bene. Allora, intanto ci racconti quella positiva e poi ci La positiva racconterai è magari stata quella negativa. la comunicazione, non diretta a me, ma era avvenuta tramite un telefono, che avevo, che mi assumevano al lavoro. Il telefono è stato positivo Sì, mi avvertivano che avrei ricevuto la raccomandata di convocazione per poter... per il tuo lavoro. il mio lavoro. Mentre invece purtroppo il telefono è fonte anche di tantissime, ma dico tantissime brutte notizie. E siccome questa è la domanda che un po' serve anche per capire ancora di più le personalità dei nostri ospiti, devo fartela pure anche a te. Sarà arrivata la telefonata che insomma volevi proprio che non arrivasse mai. Purtroppo sì, riguardava un mio carissimo amico. Io ho fatto radio per 17 anni e la telefonata che mi arrivò era di un infarto purtroppo letale al direttore della nostra radio, che era giovanissimo, a cui ero molto legato. Molto legato Anche per fatti personali. molto personali. Molto personale, e quindi insomma, e purtroppo sono le telefonate che amareggiano, ma E che purtroppo quindi devono l'ho far ricevuta parte della per, nostra per esistenza. telefono durante una visita medica, non mi ricordo come fosse ieri. Ho capito. Va bene, voltiamo pagina perché vedo un filo No, di no. tristezza e di pensiero anche nei confronti di questa persona che si chiamava Salvo. Salvo. Cambiamo emozioni, perché adesso abbiamo le emozioni invece di un viaggio che tutti desideriamo di fare nella nostra vita. Una destinazione che fa parte dei tuoi sogni, qual è? Ma guarda, io sono legato al mare, mi piace il mare. Forse perché noi abitiamo in montagna, quindi c'è sta cosa di legare Di legare proprio la propria vita in un ambiente totalmente diverso rispetto a quello che vivi Infatti, giornalmente. e quindi mi piace andare al mare, anche qualche mezza giornata libera preferisco ritagliarla per andare al mare. Spero sempre di farlo con i miei figli fin quando Sarà potrò. possibile. Sono legati i ricordi della loro infanzia al mare, perché andavamo via con tutta la famiglia 2 settimane, stavamo tutti insieme e poi durante l'anno comunque al mare. Adesso ci sono altre Qualche destinazioni viaggetto forse da parte altro, sì. delle tue figlie. Adesso con le Adesso mie figlie quindi sarà un po' più difficile. E ti stai organizzando magari con tua moglie? Noi abbiamo dovuto sospendere il nostro viaggio dei 25 anni di matrimonio Sì. per via della pandemia, Sì. quindi non è stato possibile, però quel viaggio è congelato. È congelato, È congelato. ma non c'è ancora svelato qual è questo viaggio, Guarda, perché io sono curiosissimo io di desidererei andare sapere in un qual è posto questo viaggio che Ignazio sogna tanto. Allora, il desiderio è di andare alle isole Reunion. Addirittura, cioè non dietro l'angolo. Non proprio dietro l'angolo, e questa idea mi è balenata da un paio d'anni, perché ho un Avrei cugino. visto qualche documentario? No, io ho un cugino che è nativo di quelle isole. Addirittura. È un cugino acquisito da poco tempo, abbiamo avuto il modo di parlare. È il insomma, miglior promo e possibile. Sì, e mi ha incuriosito molto il loro modo di vivere. Sì? Sono molto genuini e quindi probabilmente... Ma tu da se isolano, forse per questo sei ancora di più attratto da altre isole. No, proprio l'andare in questi posti magari che ancora forse sono incontaminati dal Decisamente. grande turismo, e trovare gente che è ancora abituata a vivere con poco ed essere felice con poco. Probabilmente qualcuno avrà ancora il telefono anni 50. È probabile, è probabile. Probabile. Allora a questo punto guardiamoci questa bella clip sulle isole Reunion, la meta preferita di Ignazio Orefice.
Certamente le isole Reunion non sono dietro l'angolo, ma hai già pensato tu materialmente di organizzarlo? Cioè ti sei già informato con le agenzie di viaggio, le distanze, i posti da visitare in modo particolare, oppure ancora è tutto campato per aria? No, qualche notizia l'ho già E racimolata. internet in questo caso fa Internet tanto. aiuta, il cugino aiuta per altri Certo, versi e essendo quindi insomma abitante di quella zona. aspetteremo la possibilità di poter viaggiare in questi luoghi. Porterai chiaramente Laura. È chiaro. Non puoi non partire con Laura, così concludi anche il discorso chiaro. dei 25 anni di matrimonio e poi soprattutto l'idea effettivamente di andare a visitare un posto che non sta dietro l'angolo e conoscere nuove culture fa un po' parte anche della tua personalità, credo. Ma mi ha incuriosito subito questa cosa, mi ha incuriosito il fatto che è ancora possibile in queste isole incontrare un albero da frutta e poterla raccogliere, un albero di cocco e poterlo raccogliere, poter mangiare del frutto della terra in modo libero. Praticamente tu non sei amante né delle città d'arte, neanche delle No, metropoli. No. Quello Quello è un altro tipo di viaggio. Siamo stati in città bellissime come Vienna, Praga, insomma. Però questa è una cosa che mi stuzzica, ecco, benissimo, in modo diverso. Assolutamente in maniera diversa. Poc'anzi parlavi della radio e allora a questo punto anche per te arriva il momento dei saluti con la tua canzone preferita. Avrai avuto modo di sentire tantissime canzoni. Qual è la tua canzone preferita? Ma negli anni tantissime immagino. canzoni. C'è l'imbarazzo della scelta, l'imbarazzo diciamolo della pure. scelta, però negli ultimi anni la canzone a cui mi sono più legato è In viaggio di Fiorella Mannoia. Tra l'altro una canzone bellissima, cantata in maniera sublime da quest'artista che è meravigliosa. Perché? Perché è il viaggio della vita. Si può applicare questa canzone al nostro viaggio Certo. della vita, o lei l'ha dedicata alla figlia che non ha o al figlio che Sì. non ha, o ai nostri figli. C'è il modo l'accompagnarli ma poi lasciarli andare fino Cioè ogni giorno sei in viaggio con la persona cara
ogni giorno vivi le emozioni con la persona cara, anche se poi materialmente quella persona magari non esiste, Anche però se- nella fantasia ti Sì, porta... ma l'accompagnarla durante il primo tratto della vita, e poi è chiaro che noi non possiamo entrare E questa nella cosa, vita futura. e questa e cosa quindi- ti tocca perché sappiamo appunto che le tue figlie hanno obiettivi magari di andare via dalla realtà della È tua probabile città. che la loro vita professionale mi porti, E quindi tu li lasci le porti liberi, lontano. le lasci in viaggio. Non posso fare altrimenti, anche perché io sono stato con i miei fino a un certo punto e poi... Hai fatto il tuo percorso. Come è giusto che sia, Chiaro. nella vita è questa qua a giro, è per tutti, il viaggio prima lo si fa assieme ai propri genitori, poi lo si fa da soli, poi lo si fa da genitori. Da genitore e poi, con la propria e poi famiglia. bisogna lasciare andare i propri figli. Ancora una volta questa trasmissione con questa straordinaria testimonianza raggiunge il suo obiettivo, quello di far raccontare dalla propria voce quelli che sono i pensieri, le emozioni dei personaggi legati al mondo dello sport. Io ti ringrazio Ignazio perché io come che al solito ringrazio sei te. stato vero, ti conosco perché sei sempre stato vero, però sai, farlo davanti ad una telecamera forse è un po' più difficile. Si fa più fatica a parlare che a telecamere spente magari. Per me è un po' più semplice parlare con te per via del rapporto di amicizia che ci lega da moltissimi anni, però ammetto che non è semplice aprirsi, Certo. anche perché io non sono uno che si apre molto volentieri, e sono uno che interiorizza, che tiene per sé le emozioni. Però ti posso assicurare che le tue parole sono state molto chiare, molto dirette e probabilmente hanno lasciato un segno, questo te lo assicuro. Ma mi auguro di essere stato... Ci sei riuscito, ci sei riuscito. Grazie a te. Grazie Ignazio. Grazie. E allora a questo punto guardiamocela questa bella videocanzone di Fiorella Mannoia intitolata In viaggio, la canzone preferita di Ignazio Orefice. Domani partirai, non ti posso accompagnare, sarai sola nel viaggio, io non posso venire. Il tempo sarà lungo e la tua strada incerta, il calore del mio amore sarà la tua coperta. Ho temuto questo giorno, è arrivato così in fretta e adesso devi andare e la vita non aspetta. Guardo le mie mani, ora che siamo sole, non ho altro da offrirti, solo le mie parole. Rivendica il diritto ad essere felice, non dar retta alla gente, non sa quello che dice e non aver paura, ma non ti fidare, se il gioco è troppo facile avrai qualcosa da pagare. Ed io ti penserò in silenzio nelle notti d'estate, nell'ora del tramonto, quando si oscura il mondo, l'ora muta delle fate, e parlerò al mio cuore più forte perché tu lo possa sentire. E questo è il nostro accordo prima di partire, prima di partire. Domani non ti voltare. Ama la tua terra, non la tradire, non badare alle offese e lasciali dire. Ricorda che l'umiltà apre tutte le porte e che la conoscenza ti renderà più forte. Lo sai che l'onestà non è un concetto vecchio, non vergognarti mai quando ti guardi nello specchio, non invocare aiuto nelle notti di tempesta e non ti sottomettere, tieni alta la testa. Ama
ti penserò in silenzio nelle notti d'estate, nell'ora del tramonto, quella muta delle fate, e parlerò al mio cuore, perché domani partirai in silenzio, ma in una notte d'estate io ti verrò a cercare, io ti verrò a parlare e griderò al mio cuore, perché tu lo possa sentire, tu lo possa sentire, tu lo possa sentire. Tu lo possa sentire, tu lo possa sentire. La bella canzone di Fiorella Mannoia, la canzone scelta da Ignazio Refice, l'ospite che ha aperto la nuova puntata di Football B-Side. E adesso conosciamo Domenico, colui che invece ci presenterà il prossimo ospite. Ciao Domenico, ben trovato. Ciao Ettore, grazie per avermi invitato. Siamo curiosi di conoscere la figura del nostro prossimo ospite. Intanto, da quanto tempo vi conoscete? Beh, da circa 20 anni. È stato sempre un tipo tranquillo o spesso e volentieri esagera anche nelle sue affermazioni? No, un ottimo connubio tra una serietà professionale e un lato ironico. Si sposano bene i suoi lati Persona quindi caratteriali. sostanzialmente equilibrata. Persona molto equilibrata. È una persona che spesso e volentieri vi critica o ti critica? Spesso e volentieri ci sprona, che è una sottile linea di demarcazione tra una critica che non sia costruttiva e invece una critica costruttiva. Chiaro? Quindi lui riesce a spronare e a uscire il meglio in tutti noi giocatori quando siamo sul campo da gioco. Potrebbe essere un pregio a questo punto? Senz'altro. Invece qual è il suo più grande difetto? Un difetto, possiamo dire che è anche questo non è un difetto, lui cerca sempre il particolare in ogni cosa. Minuzioso. E quindi molto minuzioso, e quindi a volte, essendo noi anche un po' così, degli appassionati di calcio, ma non dei calciatori, possiamo anche un po'... Riesce quindi a trasmettere la sua determinazione. Assolutamente sì. E questo è quindi un grande lato positivo. Certo. Bene, ti ringrazio Domenico, sei stato gentilissimo, siamo veramente curiosi a questo punto di conoscere questa figura che vi è molto vicina. Molto vicina, e l'abbiamo scelto per seguirci e per guidarci in avventure calcistiche. Bene. Sia nazionali che internazionali. Ti ringrazio Domenico. Grazie e allora a a questo voi. punto, subito dopo la pubblicità, conosceremo il nostro secondo ospite qui a Football B-Side.
La nobiltà dell'acqua. Eccoci rientrati dopo lo spazio pubblicitario, seconda parte della nostra trasmissione Football Beside, l'altro lato del calcio. Proprio così, l'altro lato, perché noi raccontiamo l'altro lato del calcio giocato. Ospite della nostra seconda parte abbiamo Lucio Tosto. Ciao Lucio, ben trovato. Ciao Ettore, ben trovato a te. Il tuo amico Domenico ci ha presentato la tua figura in maniera molto semplice, molto diretta, sottolineando la tua schiettezza. Ti rivedi in questi punti? Sì, sicuramente la lealtà la metto io in cima a quelle che sono le mie prerogative del mio carattere. E questo non sempre mi ha portato bene, nel senso che forse oggigiorno alle persone non piace sentirsi dire le cose come stanno. Purtroppo è vero. Io l'ho fatto da sempre, continuerò a farlo, comunque vada continuerò a farlo perché fa parte del mio carattere, penso sia giusto. Chiaro. Nella nostra scenografia due oggetti fondamentali, questo telefono decisamente démodé, ma ci piace così proprio perché è in tema. Ah, ce l'hai ancora a casa? Sì. E poi un mappamondo, saranno anche gli spunti per alcune domande che ti formulerò poi nel corso della nostra trasmissione, perché adesso ho altre domande da farti. La prima è un po' particolare, forse ti farà tornare indietro un po' nel tempo. A scuola eri uno scolaro esemplare oppure un po' discolo, impertinente oppure sofferente? Un po' sofferente sicuramente, perché era un'era quella quando pensavamo quasi tutti a giocare a calcio, avevamo altre cose per la testa, quindi facevamo il minimo indispensabile. Io col minimo indispensabile sono arrivato all'obiettivo, però diciamo non eccellevo. Però potevi impegnarti di più? Potevo forse. impegnarmi di più, ma per quello che mi impegnavo comunque arrivavo sempre all'obiettivo. E questo poi alla fine è anche il risultato che forse volevano anche i tuoi genitori, no? Ma forse volevano qualcosa in più, però penso l'ho fatto in altri campi. Che rapporto hai con gli animali? Ti piacciono oppure sei insofferente? Ma guarda, io amo gli animali, amo tutti i generi di animali, amo la natura. Purtroppo per certe cose per fortuna abito in un appartamento al secondo piano, quindi non posso avere diciamo tutti gli animali, ma ho sempre avuto cani, attualmente ho un gatto, io adoro gli animali e dico sempre che li preferisco alle persone. Quelli che non tradiscono mai? Mai, non ti tradiscono mai e si accontentano di poco. Adesso attualmente hai un gatto perché sei stato costretto a prenderlo oppure perché avevi l'esigenza di accompagnare la tua quotidianità in famiglia proprio anche con un animale? Devo dire che dopo il secondo cane che poi è morto, volevamo una pausa di riposo. Sì. E quindi poi sotto casa mia, era l'inverno scorso, c'era questo gattino, no? Insuppato, tutto bagnato, e io l'ho visto, l'ho messo, l'ho scansato e sono salito su a casa mia. E da quel momento? Alle 9, no, io sono salito, l'ho lasciato giù perché non volevo più avere. Dopo 2 ore alle 9 ho detto a mia moglie sto tornando. Sono andato giù, l'ho preso, quindi fonne, latte di capra che è quello che sostituisce il latte della mamma, bibano per 2 settimane. Ora è una bestia. Come si chiama? Ha un nome particolare, un nome corto, però non dico il motivo perché abbiamo dato questo nome, ora si chiama Melo. Ah, Melo, beh, è anche un po' particolare, un gatto che si chiama Melo. Mia figlia ha voluto dare questo nome e ha riempito una casa. E quindi ripeto, io amo gli animali. Quando posso, fine settimana vado in campagna a vedere, mi piace la natura. Hai mai tradito nella tua esperienza sentimentale? Mai. Fedelissimo anche quando avevi 18 anni? Vale il pensiero? No, dai, è impossibile. Diciamo che... No, può succedere, attenzione, può succedere. No, guarda, io ho conosciuto mia moglie a 18 anni ed era la ragazza che io volevo, tuttora è mia moglie, e quindi mi ha dato due figli e non ho avuto sto bisogno, ecco. Proprio perché giustamente l'hai conosciuta a 18 anni, se l'avessi conosciuta magari a 25, qualche esperienza però è il genere più... di donna, è il genere di donna che a me piace, tuttora mi piace, anche se non è più piccola, però si mantiene benissimo e quindi io non ho bisogno di altro. Bene. Ti affascina la velocità, il mondo della Formula 1, tra una moto ed una automobile?
quale compreresti per prima? Una moto, senz'altro una moto, anche se devo dire mi contraddico io stesso in questo momento perché proprio oggi mi è arrivato lo scooter. Addirittura? Sì, però, Quindi, però ho molta paura, però è un'esigenza perché io abito da Citrezza, quindi d'estate per spostarti. è la cosa, ma camminerò a 10-20 all'ora, non di più. Quindi Però ti io amo la affascina in macchina. maniera molto limitata la No, velocità? anche le macchine, ho avuto sempre dei SUV, io la macchina la intendo come comodità, mai come velocità. Anche perché spesso e volentieri queste moto in un attimo raggiungono velocità anche pericolose. Sì, ma il problema sono anche gli altri che molte volte non ti vedono e quindi rischi sempre. Io so di correre un rischio, però è un'esigenza che devo per forza ovviare. Quindi proprio oggi è arrivato lo scooter e riprendiamo. Io avevo un Vespone una volta, poi Vecchio stampo. da quando è nata mia figlia naturalmente eravamo sempre in 3, quindi non lo potevo, me lo sono tolto. E ora che mia figlia è più grande, ha 17 anni, poi c'è un figlio di 29 pure. Ma a loro hai L'ho comprato ripreso. subito il motorino? Mai. Nessuno dei miei figli gliel'ho vietato. In modo L'hai personale. vietato tu addirittura? Sì, però subito a 18 anni hanno avuto la macchina perché, sai, io nella mia gioventù ho perso tanti amici con la moto, quindi sono rimasto segnato. Rischio io, ma loro non devono rischiare. È una scelta, credo, anche Ma devo abbastanza dire, intelligente. ma devo dire dai. che i miei figli mi hanno anche assecondato in questo qua, anche perché a 18 anni hanno avuto subito la macchina, ha avuto la macchina, l'avrà mia figlia, quindi mi hanno, diciamo, anche agevolato in questa mia decisione. Bene, passiamo ai due oggetti e iniziamo subito con il telefono. Il telefono è fonte anche spesso e volentieri di notizie positive oppure notizie negative. È mai successo che ti arrivasse una telefonata che non ti aspettavi da parte di qualcuno? Ma che non mi aspettavo, no, perché se parliamo di calcio qualche volta quando è arrivata la classica telefonata dell'esonero era nell'aria, quindi quella là, però diciamo che brutte notizie, diciamo che fino ad oggi, o quantomeno tutte cose che mi aspettavo, quindi non c'è mai stata, forse qualche telefonata mi è mancata. Ecco, e in questo caso? Nel senso che a livello soltanto lavorativo mi aspettavo qualche telefonata di scuse riguardo a situazioni di lavoro che magari ho vissuto. Quindi, continui ad aspettarla questa telefonata? No, assolutamente no, e probabilmente neanche risponderò a questo punto. Ma se dovesse arrivare sapendo che è quella che aspettavi, No, riesci a trattenerti? No, come sempre se arriva la telefonata io dirò quello che penso e chiuderò poi la telefonata gentilmente, però me l'aspettavo molto tempo prima. Poc'anzi mi hai detto che comunque ti è arrivata qualche telefonata che un po' ti ha rattristito, che ti ha creato probabilmente un malessere. Vabbè, è chiaro che quando uno fa il nostro mestiere, quando arriva un esonero, però di contro ci sono le telefonate belle come quella là che mi è arrivata dal lato sportivo quando mi ha chiamato la Cireale nella persona di Nino Marchetti, e quindi per me che sono un acese di Acitrezza è un coronamento di una Vedo carriera. che non riesci ancora a scindere il tuo percorso sportivo con il percorso personale. Ci stava arrivando. Perché attenzione, qui parliamo tutto tranne che di calcio. Ci stava arrivando perché parlavamo di telefonate belle, e anche quella è stata una telefonata chiaro, bella. Però poi la telefonata sì, nella vita belle sono sicuramente quelle là magari di mio figlio quando è entrato in medicina, e quindi quella là è stata una bella telefonata, diciamo una telefonata piacevole. E quella della nascita dei figli, quando mia moglie è rimasta incinta, alcune cose belle ci sono quelle state. fanno parte proprio della tua vita e quindi le ricordi ancora di più. Sì, o quantomeno a livello lavorativo quando mi è arrivato il trasferimento a Sigonella, quindi tante telefonate belle ci sono state. Io mi reputo una persona fortunata perché nella vita, nel mio piccolo, non mi manca nulla, quindi ho la soddisfazione della famiglia, un hobby, il lavoro, io, mia moglie, quindi le telefonate belle ci sono sempre state. Senti, poc'anzi mi parlavi di questo telefono datato perché ce l'avevi forse anche tu a casa con i tuoi genitori? No, io l'ho procurato, questo telefono è grigio, il mio, sempre sì? questo qua con la rotella che Sì? gira, sì, e ci tenevo, magari perché ci stava anche come colore nella mia salotto, no? Quindi Salotto proprio grigio. una ricerca vintage, Sì, voluta. vintage, sì, l'ho voluta perché è bello, a parte mi ricorda... Appassiona, sì, fa mi venire in ricorda, mente mi tante ricorda il cose. telefono di mio nonno.
che era appeso al muro? No, era Ah, appostato, sì, no, sì, perché sì. c'era questa C'era, usanza sì, negli sì, anni sì, 50-60 di appendere il telefono direttamente E poi mi sul piace muro. tanto quel rumore che fa quando gira. E avrai sofferto anche tu quando spesso e volentieri qualcuno metteva il lucchetto per non poter telefonare. Quello ce l'aveva mio nonno, sì. E allora io andavo là per fare le telefonate, non le potevo fare, le mettevo il lucchietto. Allora, invece adesso parliamo di questo mappamondo che ispira probabilmente tanti viaggi, tante avventure. Hai viaggiato tu nella tua vita? Sì, tanto, ma più che altro in Europa. Mentre invece a questo punto tu devi pensare di immaginare un viaggio. Quale sarebbe il tuo viaggio dei sogni? Guarda, è anche in programma, è stato anche posticipato, è nel programma con i miei amici di partire, di andare in America. Io, forse perché vivo molto la realtà degli americani, perché lavorando a Sigonella è chiaro Sì, che io ce l'ho sì. e li vedo come vivono, e quindi però voglio vivere la realtà proprio americana. Vorrei andare a New York, perché in America Posto bellissimo. bellissimo, anche perché l'America è la culla di tante civiltà e di tante libertà, e quindi io vorrei viverla, una cosa è viverla qua nell'ambito del mio lavoro. Poc'anzi mi parlavi però che vuoi partire con i tuoi amici, quindi vuoi fare molto un viaggio on the road. Sì, no, ma sono degli amici con cui dividiamo tante cose. Una Amici coppia. di famiglia, allora. Sì, una Ah, coppia, sì, abbiamo sì, sì. i figli della stessa età, ci conosciamo da 40 Ah, anni, sì. e quindi abbiamo fatto tanti viaggi assieme, e tra i tanti abbiamo messo in preventivo anche New questo qua. York. Sì, sì. Guarda che non è sufficiente neanche una settimana per No, vedere no, una noi parte di New abbiamo York. già programmato almeno 15 giorni, È vero. 15-20 giorni. New York è talmente immensa che sei divorato da tutto quello che ti circonda. Ma io parto con una coppia di amici che loro girerebbero anche la notte, quindi li devo frenare io, quindi mi faranno girare tanto. È una città molto tentatrice. Eh sì, però andiamo con le famiglie, quindi... Va bene, sarà una emozione molto ristretta, Limitata, sì, limitata. E adesso guardiamoci questa bella clip su New York, il viaggio dei sogni di Lucio Tosto. La Grande Mela, New York, il viaggio dei sogni di Lucio Tosto, un viaggio che consigliamo assolutamente
Diciamo che è molto da fare. È poco economico perché è molto dispendioso a livello economico, però se uno può penso sia un viaggio da fare. Quindi Statua della Libertà, la Quinta Strada, beh, assolutamente da non perdere. Mi piace la tua scelta e io la consiglio anche a chi non è stato mai a New York di andarla a visitare questa bella città perché è veramente meravigliosa. E allora adesso parliamo di musica. Tu ritieni la musica sostanzialmente un elemento fondamentale per il tuo equilibrio? Ma fondamentale non direi, però sicuramente importante. Io amo principalmente comunque musica italiana perché la musica, poi io le canzoni devo cantare. Le devi cantare sotto la doccia possibilmente? Sì, a volte sì, però più facilmente quando mi trovo solo in macchina. Mi piace mettere musica e ascoltare, però ripeto, molta musica italiana. La canzone che preferisci? Allora, io devo dire che ha attraversato la colonna sonora della mia gioventù, è stata quella là, poi uno si fidanza a 18 anni, quindi quella di Baglioni, no? Molte canzoni di Baglioni hanno a che fare con l'amore. Sì, ma tuttora ancora penso Baglioni, è importante per tante coppie, no? E attualmente, se devo scegliere una canzone, a me piace 1000 giorni di me e di te, di Baglioni, ma attualmente da qualche anno... Quella che stai preferendo in maniera più è quella forte. È quella Meraviglioso di Modugno, sì? Che ora è interpretata da Negramaro. Che ho l'impressione che sia una delle tue band preferite. Sì, Negramaro mi piacciono, ma poi Meraviglioso è quella, la canzone appena la metto mi fa cantare. La versione originale di Domenico Modugno effettivamente sprigiona un'emozione un po' diversa rispetto a quella dei Negramaro. Sì, però a me piace come la interpretano i Negramaro, a me piace quel modo. Poi sono pugliesi anche loro, quindi ce l'hanno nel sangue. E io è una di quelle canzoni la potrei ascoltare anche 1000 volte e mi fa cantare. Quindi ad alto volume in macchina, possibilmente con la radio sotto la doccia la canticchi pure. Sì, no, quella senza radio la canto sotto la doccia, però più che altro mi piace in macchina quando sono solo e così mi sfogo un po'. Allora io ti ringrazio perché insomma ti sei confidato un po' qui a Football B-Side, ci è piaciuta molto l'idea del tuo viaggio a New York, ci è piaciuta anche molto la tua scelta musicale perché la ritengo interessante proprio perché ha a che fare con la grande musica leggera italiana che fa parte un po' della tua vita. Devo dire che a me anche le canzoni diciamo straniere tutte mi piacciono tanto, ma io il fatto che non le possa cantare non mi entusiasma tanto, quindi le ascolto e finisce là. Invece quelle che mi fanno cantare molto e mi fanno stare bene sono le canzoni italiane. Ti ringrazio, un in bocca al lupo per tutto e grazie per essere stato appunto qui ospite a Football B-Side. Grazie a te Ettore per l'invito ed è sempre un piacere. Allora a questo punto guardiamoci questa bella clip con la canzone cantata dai Negramaro intitolata Meraviglioso. È vero, credetemi, è accaduto di notte su di un ponte guardando l'acqua scura con la dannata voglia di fare un tuffo giù. D'un tratto qualcuno alle mie spalle, forse un angelo vestito da passante, mi porto via dicendomi così. Meraviglioso, ma come non ti accorgi di quanto il mondo sia meraviglioso, meraviglioso, perfino il tuo dolore potrà apparire poi meraviglioso. Ma guarda intorno a te, che doni ti hanno fatto, ti hanno inventato il mare. Tu dici no, non niente, ti sembra niente il sole, la vita, l'amore meraviglioso, il bene di una donna che ama solo te,
meraviglioso. La luce di un mattino, l'abbraccio di un amico, il viso di un bambino, meraviglioso, meraviglioso. La notte era finita e ti sentivo ancora sapore della vita, meraviglioso, 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 L'emozionante canzone Meraviglioso che chiude la puntata odierna di Football B-Side, la canzone preferita dal nostro ospite Lucio Tosto. Noi ci salutiamo e vi diamo appuntamento naturalmente alla prossima settimana.